in onda. Bene, siamo in onda. Mi pare il punteggio per ora tiene. No? Sì, Enzo, prendo la linea. Sì, prendo la linea io prendo la linea dallo Stadio Friuli mentre stavamo cominciando questa diretta. È arrivato proprio il pareggio del Lecce all'82esimo minuto con adesso aspetta che sto vedendo Ramadan, mi pare, se non ho visto male, che ha messo la palla alle spalle di Silvera, la partita in perfetta parità. Diciamo che rispetto al primo tempo, il secondo tempo molto bene, l'Udinese carica, è entrata in campo con la voglia di segnare, di portarsi in vantaggio, e dopo 1 minuto e mezzo nel corso della ripresa è avvenuto il calcio di rigore che aveva permesso poi a avere in vantaggio l'Udinese. Si è, come si dice, gestita su entrambi i fronti, con chiaramente il Lecce che doveva attaccare, ma l'Udinese che stava coprendo molto bene. Poi purtroppo, ripeto, mentre stavamo andando in onda, è arrivato il gol del Parma. La serata è più calda che fredda. Il pubblico presente allo Stadio Friuli, circa 20.000 sugli spalti. Allora, questo è quello che sto vedendo io dal campo. Adesso andiamo a sentire. Ma mi pare il primo tempo è stato un primo tempo di fantasmi, nel senso che il Lecce era sempre nella nostra metà campo, quindi insomma non c'è stata nessuna reazione. Il secondo tempo, come hai detto tu, sono entrati col dente avvelenato, insomma, e hanno certamente che adesso questa defiance del pareggio torna a gettare delle ombre veramente fosche su tutta la squadra, perché evidentemente c'è qualcosa che non funziona, cioè dal punto di vista emotivo l'Udinese non è riuscita a tenere la vittoria, insomma, e questo complicherà le cose, non modo di vedere. Ecco, adesso c'è un calcio di punizione a favore dell'Udinese, mancano 5 minuti più recupero, siamo all'altezza dei 16 metri, calcio di punizione dunque a favore dei bianconeri. Vediamo chi si incarica di calciare in porta, parte il tiro sulla barriera, provato la conclusione adesso è questo tiro, Bischia in area, paurosa, esce senza problemi Falcone, a branca impresa, si accinge al rinvio, contropiede subito da parte della formazione salentina, ma chiude molto bene Cabesele e butta la palla in fallo laterale. Dicevamo c'è stato un calcio di punizione dal limite dei 16 metri calciato da Tawen, ma la barriera ha respinto. Però c'è un calcio d'angolo adesso a favore dell'Udinese, perché probabilmente il portiere aveva salvato oltre la linea nel momento in cui si accingeva poi a rinviare la palla, e dunque il direttore di gara ha concesso il corner. Sulla bandierina si porta Samardic, Bischione in area come di consueto, scodellate in mezzo, colpo di testa da parte di un difensore del Lecce che evita la marcatura friulana, e poi la palla si spegne sul fondo, ultimo tocco da parte di un giocatore friulano. 86-24 lo Stadio Friuli è tenso. Secondo me ci potrebbe essere ancora qualche colpo di scena, perché mi pare che Lecce non la dà per vinta. L'Udinese dovrebbe in qualche modo cercare di dare un colpo di coda, anche perché buttare via una vittoria così sarebbe veramente doloroso, e quindi io penso che ce la metteranno tutto, tifiamo a tutto spiano. Anche non è stata una grande partita, però insomma si sa che nel calcio contano il risultato era a nostro favore fino a un momento fa, e chissà che potrà magari negli ultimi minuti l'Udinese darcela tutto. Magari mi pare che Pafundi potrebbe dare una svolta, speriamo sia lui. Al momento si stanno riscaldando altri giocatori, sono stati effettuati fino adesso 3 cambi da parte di Sottil per cercare di dare, diciamo così, respiro anche a coloro che nel primo tempo sono scesi in campo. È entrato Lucca al posto di Successo, poi è uscito Pereira, intanto c'è un'azione ma niente di che, è entrato al suo posto Paiero, adesso c'è un'azione, attenzione in contropiede del Lecce, attenzione pericolo, siamo al limite dell'area, 16 metri, entra in area il tiro. Qui abbiamo rischiato grosso, perché veramente Banda si è mangiato letteralmente il gol
che poteva permettere al Lecce di passare in vantaggio. Ripetiamo, è stata un'azione di contropiede portata avanti da Strepezza, ha crossato in mezzo, difesa d'Udinese colta in contropiede, ma per nostra fortuna il giocatore numero 22 Banda non ha approfittato e poteva tranquillamente portare in vantaggio i salentini. 88-12. Sì. Attenzione. Evidentemente il Lecce non ha niente da perdere, aveva già la partita persa, per cui tenta adesso di vincere questa partita, visto che l'Udinese sta arrancando un momentino, bisogna avere anche un po' di fortuna. Forse l'Udinese maledice il fatto che non ha potuto ottenere la vittoria, però un pareggio sarebbe, non serve, all'Udinese servirebbe una vittoria, al Lecce serve anche un pareggio, ma io vedo che il Lecce ha più punte e l'Udinese, insomma, per vincere le gare bisogna avere delle punte e noi non le abbiamo, e quindi un rigore è stato un toccasana, anche se a mio modo di vedere il rigore che ho visto nel replay mi pare che, insomma, a mio modo di vedere è generoso, ma comunque sia il rigore c'era, l'ha dato ed è giusto senza stare a discutere oltre, insomma. Chiaro. Sì, io per dovere di cronaca, non avendo il monitor, non ho potuto rivedere l'azione al rallentatore, però almeno da quanto si è potuto sentire insieme ai colleghi qui in tribuna stampa, chiaramente il fallo c'è stato e da regolamento è stato fischiato il rigore che ha permesso, poi ripetiamo, a Tobé di portare momentaneamente in vantaggio l'Udinese. Come hai detto tu, nel primo tempo c'è stato un po' il deserto, si è predicato nel vuoto, poi però all'inizio ripresa, insomma, si è vista la classica fiammata, i 10 minuti che si notano anche in questa stagione, che meritatamente, diciamo, fino a quel momento ha portato in vantaggio l'Udinese. Il Lecce comunque è una bella squadra, compatta, ha aspettato e nel momento meno opportuno per noi è stata brava ad approfittare dello svarione difensivo e a portare il risultato nuovamente in parità. È scaduto in questo momento il 90° minuto, stiamo attendendo che l'assistente alzi la lava. 5 minuti di recupero, saranno ancora 5 minuti. Adesso il Lecce in possesso di palla, attenzione, limite dell'area, giochicchia, siamo al limite dell'area, il tiro, deviazione di Cabasele su conclusione da parte di Strepezza dai 16 metri. Adesso chiaramente il pubblico protesta, rumoreggia per alcune decisioni del direttore di gara. Va detto che comunque la partita è stata corretta, fino adesso si segnala un ammonito che è nelle file dei salentini. Si tratta di Pongacric, che aveva fermato, lanciato a rete in azione d'attacco proprio Pereira prima di uscire. Adesso è entrato nelle file dell'Udinese col numero 35, fammi vedere al volo qua che... No. Zemuda, è entrato Zemuda, vediamo chi è andato fuori. 5 minuti sono un tempo supplementare, praticamente, un piccolo tempo supplementare, per cui insomma concentrazione massima, perché l'Udinese non deve... Uscito Camara è entrato per questi ultimi minuti a rafforzare più che altro la fase difensiva, Zemuda. Senz'altro ottenere un pareggio perlomeno, altrimenti sarebbe veramente un guaio, un grande guaio. A questo punto sì, conviene tenere la partita. Attenzione però, c'è questo disimpegno non proprio ortodosso da parte della formazione salentina e per poco il ne è entrato, ne poteva approfittare per involarsi verso la porta e magari cercare il gol. Adesso c'è una rimessa laterale, c'è un po' di confusione, chiaramente il finale come sempre, infatti confusione, rimessa laterale adesso per il Lecce forse ci crede un po' di più. L'Udinese è stata colta nel vivo, come si dice, al momento del pareggio, all'82° minuto, quando la partita ormai sembrava destinata ad andare in porto a favore. Purtroppo è arrivato il gol dei salentini, che non hanno comunque rubato nulla, va detto, per come si è vista nei 90 minuti, diciamo, la partita. È una bella squadra e occupa un posto, mi pare, sui 12 punti, e sono tutti guadagnati, tutti suoi, non c'è nessun problema. L'Udinese
avrebbe potuto avanzare in classifica, ma io penso ci sia molto da lavorare anche dal punto di vista psicologico, perché una cosa di questo tipo potrebbe avere un contraccolpo. Speriamo di no, speriamo che lavorino bene, perché poi ci aspettano delle gare veramente toste, quindi questa era una gara, diciamo, alla nostra portata, e per cui dispiace che non vada in porto la vittoria, ma poi avremo delle gare veramente toste, quindi quello preoccupa un po', no? Anche perché abbiamo giocatori che, diciamo chiaramente, non sono di livello di Serie A, sono di livello A, B, insomma. Purtroppo, come hai detto tu, alla fine nei 90 minuti si vede la sostanza che si ha in campo, e chiaramente questo è il parco giocatori a disposizione, e tale dobbiamo gioco forza portare la croce, come si dice, fino al termine del campionato. La partita dovrebbe ormai chiudersi fra qualche istante, anche se il gioco si sta interrompendo per diversi interventi. Ripetiamo, la partita è stata correttissima, non c'è stato solo un ammonito nei 90 minuti, e adesso c'è una rimessa laterale ancora a favore della formazione friulana. Siamo all'altezza della metà campo. Quello che hai detto tu, la cosa importante è che comunque come si può sentire, i tifosi continuano comunque a incoraggiare i propri beniamini nella speranza, insomma, che venga fuori qualcosa. Ma ripetiamo, ormai siamo quasi al termine della partita, perché mancano veramente pochi, forse un minuto e mezzo ancora da giocare, e poi sarà triplice fischio finale. C'è questa rimessa laterale, ripeto, all'altezza della metà campo, con Zemuda che passa la palla all'indietro a Bugiol la serve per laterale destro, che è Festi è entrato, ha fatto 2 numeri veramente incredibili, è partito via sulla fascia, sembrava un po' Garrincha, se mi è consentito il termine, poi però coi piedi ha lasciato un po' a desiderare. Adesso il Lecce che prova l'ultimo assalto, attenzione perché questa è molto pericolosa questa azione, vediamo, c'è il cross in mezzo, per fortuna nessuno interviene però Zemuda, che adesso prova a rilanciare l'azione d'attacco, si scodella in avanti, c'è un contrasto fra 2 giocatori, Lucca è stato tenuto per la maglia, normale prassi per chi gioca a calcio, niente di eccezionale. Adesso si continua a buttare la palla viva al parroco, i schemi chiaramente sono saltati, si tenta in qualche maniera, più per inerzia che per cognizione tattica, di cercare, come detto, la via della rete. Ancora un fallo fischiato, adesso un fallo per cerchiamo di capire cosa ha fischiato l'arbitro. Sì. C'è un fallo fischiato a favore dell'Udinese all'altezza della 3/4 di campo. Ultimi scampoli di gara. Sì, siamo ormai gli ultimi sgoccioli, come si dice. Dalla panchina invitano a andare avanti i giocatori, ci sarà questo pallone che probabilmente verrà scodellato in area da Wallace. Ecco, batta, scusate, non era Wallace, ma era Samardic, rimessa dal fondo a favore del Lecce, ed è finita, presumo sia finita qua, sì, è finita, dunque 1-1 tra Udinese e Lecce allo Stadio Friuli. È stata una partita, come abbiamo già detto in fase di commento, double pass, primo tempo da dimenticare, con dicevo, si predicava nel deserto, fiammata iniziale dell'Udinese che dopo 2 minuti è passata in vantaggio grazie a un calcio di rigore messo a segno da Tavenni che spiazzava Falcone, e poi a 8 minuti dal termine è arrivato il pareggio che ha rigelato un po' tutta la situazione per quanto riguarda la tifoseria presente qui allo Stadio Friuli. Io ripasso la linea a Enzo Cattaruzzi per il telegramma e poi riprendiamo qui da Udine per chiudere un po' questo Udinese-Lecce, ripeto ancora 1-1. A te, Enzo. Beh, diciamo che l'Udinese ha tenuto questo pareggio, sale in classifica a 8 punti, l'Empoli resta a 4 punti, a Salernitana a 4, il Cagliari a 3, quindi è in compagnia per il momento di Genoa. Avrebbe potuto accorciare le distanze dal Lecce che sale a 12 punti. In ogni caso bisogna vedere la prossima partita se questa iniezione di fiducia che nel secondo tempo è stata data alla squadra friulana può in qualche modo innervare
una partita dal punto di vista psicologico, no? Quindi accontentiamoci di questo punto, ma speriamo che l'allenatore lavori molto sulla psicologia dei ragazzi, che tentano di capire che l'Udinese non può rimanere a questo punto nei bassi fondi della classifica. Lo reclamano i tifosi, naturalmente anche i molti abbonati, quindi mi pare che in qualche modo dovranno fare la bandiera per dire che l'Udinese c'è e in qualche modo dovrà andare a vincere magari fuori casa, ma la vittoria deve arrivare. Bene, allora riprendiamo la linea dallo Stadio Friuli, la partita, ripetiamo, si è appena conclusa, i giocatori sono andati sotto la curva per ringraziare la propria tifoseria, ma chiaramente la curva nord ha risposto anche per le rime, senza niente di polemica, per l'amor di Dio, però insomma ha fatto capire che bisogna mostrare gli attributi, se ci sono, e soprattutto darsi un po' più da fare per quanto riguarda in vista anche dei prossimi match. Ricordiamo che a seguire ci sarà Empoli-Fiorentina, anzi Fiorentina-Empoli, si giocherà a Firenze e vedremo insomma cosa uscirà dallo stadio fiorentino. La speranza insomma che la Fiorentina infilzi il Giglio, infilzi l'Empoli e ci tenga un po' lontano per quanto riguarda pericoli futuri. Domenica trasferta in quel di Monza per sfida col Monza e poi nuovamente in Lombardia il 4 di novembre per la sfida contro il Milan. Per quanto riguarda Sottil, diciamo che la panchina è salva, non ci dovrebbero essere clamorose rivoluzioni, però ripetiamo, il cantiere non è solo aperto, c'è molto da lavorare, ma col materiale a disposizione, quindi così non si potrà pretendere da quello che viene fuori. Io direi che possiamo chiudere qui, gentili amici e amiche, il collegamento dallo Stadio Friuli. Ringrazio chiaramente Enzo Taruzzi che mi ha coordinato dallo studio centrale, con cui abbiamo anche dialogato intervallandoci tra stadio e studio, e non resta che augurare a tutti voi la più cordiale buonasera. Arrivederci.